Siamo con Fabio Donà, direttore del marketing per Despar. Una settimana intensa per affermare che cosa? Per affermare il ruolo anche che la nostra azienda vuole avere nel territorio di riferimento e in particolare nel Friuli Venezia Giulia, e provare in una settimana anche a raccontare ai nostri clienti, alle nostre persone, tutto quello che la nostra azienda fa anche nel territorio, anche di sostegno anche ai fornitori locali, ai produttori locali, tutto quello che la nostra azienda fa anche in termini di educazione per una buona alimentazione, al di là di quello che facciamo tutti i giorni da un punto di vista più commerciale all'interno dei nostri negozi. Quali saranno i momenti salienti? I momenti salienti sono nell'arco della settimana. Noi abbiamo tutti i pomeriggi dei workshop e degli incontri di approfondimento con i nostri clienti. Abbiamo già 2000 iscritti a questi incontri, tra i bambini delle scuole primarie in termini di educazione alimentare e anche di incontri con i fornitori locali durante tutta la settimana. E poi c'è un momento conclusivo la domenica, è il nostro Casa di Vita Day, dove sarà un momento anche riassuntivo e generale, un po' di riassunto di tutto quello che abbiamo fatto nell'arco della settimana. Direttore, Despar che ha saputo lasciare il segno soprattutto nella solidarietà. Assolutamente sì, ci tengo a sottolineare anche un particolare un po' che va al di là anche di quello che stiamo facendo in questa settimana qui. Abbiamo donato quasi 2 milioni di euro di cibo a tutte le associazioni di onlus locali nel territorio, solo nel Friuli Venezia Giulia, quindi siamo a quasi 2 milioni di euro solo nel Friuli Venezia Giulia, e siamo molto attenti anche a sponsorizzare, ad aiutare tutte quelle realtà locali, sia realtà culturali ma anche realtà del no profit che lavorano e vivono all'interno della nostra comunità regionale.